Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dallo stadio comunale Signora Chiara di Calangianus, dove fra pochi istanti sarà tempo di Budoni contro Calangianus. Dall'altra parte il Budoni con la maglia completamente nera con i bordi blu e si parte. Ancora Fresu prova a mettere il pallone tutto dalla parte opposta con il pallone che viene toccato di prima da parte di Puzzu, palla che finisce alta, controlla palla da parte di Dominguez, il giro palla ancora per l'apertura su Scioni, di prima il tocco in mezzo con il pallone che carambola, ci ha provato anche Meloni. Movimento in area di rigore, prova con il tiro tagliato, c'è il portiere che respinge, pallone che resta lì, poi il Calangianus prova a spazzare via, prova Santoro e ancora lui con la palla tutto sul sinistro, il mancino con il tiro, il colpo subito da parte di Santoro e per l'arbitro è calcio di rigore. Tutto pronto, parte Viglia, il tiro e la palla in rete, il Budoni passa in vantaggio 1-0, gol di Viglia. Prova a orchestrare con del Soldato, palla in profondità, c'è lo scatto a parte di Spano, prova Spano con il tiro e la palla che viene bloccata da Faustico. Sto calcio di punizione, tutto pronto con il direttore di gara, prova il tiro a giro, la palla che esce di poco sopra la traversa. Mettere in mezzo, va a riempirsi adesso l'area di rigore con tutto il Budoni nelle retrovie, c'è lo schema per provare a mettere il pallone in mezzo, il colpo di tacco e poi la palla che resta lì e la blocca poi Faustico, c'è la risposta del Calangianus che arriva quasi al pareggio. Allora si distende ancora Spano, prova Spano, c'è Fari davanti a lui, ancora Spano sul sinistro, prova il diagonale, la blocca in presa Antonio Faustico. C'è Greco con il pallone in mezzo, con il tocco sotto e c'è il gol che viene assegnato a Meloni, il tocco di Meloni a 2 passi dalla porta e sono 2-0. C'è Santoro, Suani prova a lanciarlo, perfetto, il lancio ancora per Santoro, prova l'1 contro 1, ancora Santoro va sul sinistro, mette il pallone in mezzo con l'intervento di Ongania a mettere fuori, lo scambio con Greco, ancora Santoro. Prova sul sinistro, sempre Santoro, chiama la linea di fondo, va ancora Santoro, mette il pallone in mezzo con Viglia che tocca la respinta del portiere. Mira intanto qua, Sumani sbaglia, ancora con Spano, prova il tiro! E la palla finisce in rete, diagonale, perfetto, da parte di Samuele Spano e fa 2-1. Prova Martiniello a scattare su Diop, ancora Martiniello, entra nella di rigore, prova il destro, finisce fuori sul suo portiere Esposito, c'è l'attacco con l'intervento ancora di Viglia, si addormenta la difesa, ancora Santoro che va a colpire il portiere, grande azione del Budoni, il controllo del autore della rete del momentaneo 2-1, ancora Spano, entra in area di rigore, gioco di gambe, ancora lui, mette il pallone in mezzo, c'è il colpo di testa di Puzzu, palla fuori di pochi centimetri. Sumani prova a mettere il pallone, Capellino prova a far girare il tiro, la parata a terra di Forzati. Gioco, allora in mezzo, ancora Viglia che prova un tiro a giro, grande tiro che viene deviato in angolo ancora dall'ottimo intervento di Forzati. Lancio lungo, Viglia ancora di testa, prova lo scatto, ancora Capellino, prova ancora con il destro, la grande parata, ancora la risposta di Forzati che blocca in presa. Si va a perdere sul fondo. È proprio sul fischio dell'arbitro che decreta la fine di questa partita. La spunta ancora la capolista Budoni che vince 2-1 contro il Calangianus.